Bentrovati, oggi 18 maggio alla rassegna stampa di TG Plus. Partiamo subito dal mattino di Padova per la provincia padovana. Scoppio provocato nel locale, l'inchiesta sull'esplosione all'osteria Cacio e Pepe, accusa di strage. La bombola del gas sarebbe stata aperta volontariamente, cose molto gravi. Il turismo del futuro nella fotonotizia per Terme e Colli Euganei. Oggi gli stati generali a Villa dei Vescovi. Altre notizie di lato: vediamo che il mio volo fermo 45 minuti per aspettare la ministra. La lettera di un lettore che è interessante, ma vedete che la ministra è la Casellati. Altre cose, altro studentato, via libera del Bo, 90 stanze entro il 2026 e poi cancellato il murales di Maradona, dicono è razzismo. Su Gazzettino invece si parla molto del maltempo. 9 morti e 28.000 sfollati sulla pagina principale del Giornale del Veneto. Come il terremoto, la furia dell'acqua mette in ginocchio l'Emilia Romagna, esondati 21 fiumi. Si cancella anche il Gran Premio di Formula 1 e l'allerta continua. Si parla di Imola, il Gran Premio di Imola cancellato. Costa devastata, dichiarata l'emergenza, insomma anche in Veneto. Dopo vedremo anche qualche altra pagina sulla emergenza maltempo. Un anno di squalifica alla calciatrice, offese razziste all'arbitro. Dal film per i liceali sparisce la scena gay. Sul Corriere del Veneto, autonomia, la Lega avvisa Fratelli d'Italia, la resistenza romane fanno infuriare il carroccio veneto, ritorsioni sul presidenzialismo. E nella fotonotizia entrambe hanno matrimoni etero alle spalle, queste due donne, Silvia e Marzia, innamorate e spose, ora siamo madri felici di 6 figli. ACTV, orari estivi come prima del Covid. Allagamenti e mareggiate in Pollesine, c'è emergenza. Vedrete che anche noi nella pagina poi ce ne occuperemo nella pagina di Venezia di TG Plus, che di Notizie Plus. Vedete che a Padova 200.000 euro contro i rumori sono stati stanziati per sistemare una zona, l'Interporto e zone vicine. Accessibilità digitale, oggi è la giornata mondiale, sono quelle cose che servono a fare in modo che la vita sia migliore, ma bisogna anche studiarle un pochino. Nuovi posti di lavoro in Veneto, aumentano le donne, i posti di lavoro si arriva anche a 43.000 in un anno, ma anche questo potete leggerle nelle notizie che trovate. Telecamere non autorizzate e lavoro nero in 2 negozi. I carabinieri della zona del Padovano hanno stangato degli esercizi commerciali. Bene, è tutto per la provincia di Padova.